Buongiorno a tutti telespettatori di Tele4, ben ritrovati con il nostro intrattenimento, ore 13, che anticipa il telegiornale delle 13:20. Siamo in compagnia di due giovani ospiti, in compagnia di Axel Barzelatto, che è fondatore del Mundialito. Adesso vi spiegheremo di cosa si tratta. Intanto buon pomeriggio e ben trovato. Grazie dell'invito. Anche Andrea Barzelatto, anche lui cofondatore del Mundialito, che proprio assieme ad Axel ci racconterà di più su questo evento che si dirama poi su diverse discipline e anche in diversi momenti. Infatti sono due distinti momenti a Trieste, poi ce ne sarà uno a Torino, ma ne parliamo con calma. Intanto buongiorno anche a te Andrea, ben trovato. Buongiorno. Dunque, Mundialito, intanto spieghiamo al nostro pubblico di cosa si tratta, poi andiamo nel dettaglio. Axel. Certo, si tratta di un evento multisportivo su cui stiamo, come dire, slidando, direbbero quelli bravi, quindi transitando sulla parte poi legata all'intrattenimento per gli spettatori, non solo atleti quindi ai nostri eventi, ma sempre più spettatori, sempre più, come dire, fan, sempre più fan appunto che decidono di non solo venire per guardare le partite, ma anche per godersi tutte le varie attività che stiamo elaborando di evento in evento. Comunque di base è un evento multisportivo in cui cerchiamo di toccare tante discipline per insomma arricchire l'estate e non solo di più atleti possibili. Quali sono le discipline oltre al calcio che è diciamo un po' il motore principale dell'evento? Certo, noi siamo partiti 2 anni fa con questo weekend del 3-4 agosto 2024 in cui abbiamo iniziato con un torneo di calcio a 7, il classico perché evidentemente è il più semplice per avere degli atleti, e poi ci siamo espansi con vari tornei e discipline anche secondarie. Lo scorso luglio nel 2025 una settimana in cui abbiamo introdotto anche il calcio femminile, il calcio per under, che devo dire che è andato molto bene. I ragazzini sono veramente una cosa incredibile per coinvolgimento, entusiasmo e passione. Abbiamo introdotto anche il volley misto per dare quella ventata appunto di multisport, e da lì nell'edizione dello scorso inverno, la Christmas Edition, abbiamo buttato dentro anche il calcio balilla, il torneo di FIFA, di tennis tavolo, che devo dire sono stati apprezzati particolarmente dal pubblico. Abbiamo provato a mettere anche il Mario Kart, che è il mio gioco preferito per la Wii, e poi insomma quest'estate ci si aspettano ulteriori novità con il calcio arena, la riconferma del calcio tennis, varie challenge nuove, quindi si apre il basket su cui puntiamo forte con la gara di tripli in particolare, il 3 contro 3, l'1 contro 1, con il calcio abbiamo la 100 tiri challenge che il pubblico under conoscerà, classica molto virale su YouTube, e una gara di rigori per poi riconfermare il calcio a 7, il tennis tavolo, il calcio tennis, appunto il torneo di FIFA, il calcio balilla, cioè abbiamo un po' di tutti i colori. Anche il shootout può essere? Sì, abbiamo introdotto anche il shootout challenge. I rigori americani si chiamavano una volta, no? Sì. Carini, poi li avevano adottati anche come strumento per concludere dei tornei, dopo non li ho visti più, onestamente. Vabbè. Abbiamo deciso di rilanciarli e testarli. Sì, interessanti, alcuni trofei, mi ricordo, trofei in passato utilizzavano questa formula quando finivano in parità. Andrea, ospiti anche importanti che avete man mano nel tempo riuscito a convincere, a attirare a Trieste per arricchire ancora di più questo evento. Ospiti molto importanti in realtà, uno tra questi è Riccardo Trevisani, quindi che conosciamo un po' tutti, quindi grandissimo commentatore sportivo di calcio principalmente. Sì. Poi avremo Eva Gini, conduttrice di Sport Mediaset, e anche Sergio Cruz con i suoi Seven Kings, che sono legati un po' al mondo della Kings League, quindi questo nuovo format che va proprio forte tra i giovani. Ecco, come li coinvolgerete? Perché poi magari, dicevamo anche prima fuori onda, facile dire Trevisani, fai la telecronaca, meno diciamo convenzionale poterlo impegnare in altre attività. Esattamente. A primo impatto si pensa a una telecronaca, quello che magari lui è molto forte, però abbiamo pensato di introdurre, più nello specifico il sabato sera, quindi il 6, un talk show a tema calcistico, non voglio spoilerare nulla, come si dice al giorno d'oggi, più varie altre attività, soprattutto la domenica con i quiz sportivi, quindi che coinvolgiamo anche Eva, che conduce in una maniera fantastica e saprà intrattenere sia atleti che spettatori. Ecco, come dicevo prima in premessa, sono
cioè il Mondialito riesce ad organizzare un evento fra pochi giorni, 6 e 7 di giugno, guardo anche le date per non sbagliare, e poi un secondo, quello più corposo, la main edition, dal 6 al 26 luglio. Adesso non so chi ne vuole parlare di più dei due. Ma ci spartiamo un po' i compiti. Spartiamoci. Allora, resto ancora un attimo da Andrea, proprio per descrivere un po' la differenza fra questi due eventi e anche come sono strutturati. Beh, in primis la durata, perché questa Social Edition durerà 2 giorni, che in realtà saranno molto intensi, molto pieni di attività e cose da fare e da vedere. Anche a livello di tornei saranno tantissimi, poi Axel ne parlerà meglio sicuramente. E invece la Social Edition, la Main Edition di luglio, che va dal 6 al 26 luglio, è spalmata su appunto 3 settimane, quindi un po' più disteso, strutturato in maniera un po' diversa, ma non ha nulla di meno rispetto a questa Social Edition. Diciamo che chi ha ancora non aveva intenzione, ha tempo per potersi iscrivere anche alla Social Edition, che è fra poco. Esatto, sì, proprio 48 ore di tempo per i ritardatari. Gli ultimi così che vogliono iscriversi giustamente ai nostri tornei. Per fortuna abbiamo ancora posti in tutti i tornei, forse Calcio 7 stiamo facendo delle valutazioni per capire se sarà un torneo a 24 o 28 squadre. Quindi... però in 2 giorni? Sì, sì, esatto. Poi eliminazione diretta, insomma. No, partiamo da una fase a gironi con chiaramente delle partite più brevi, quindi non 2 tempi da 25, ecco, per poi insomma le migliori squadre qualificarsi a questa seconda fase della domenica sul pomeriggio sera e contendersi il titolo e 1.000 euro di montepremi che comunque stanno facendo gola agli atleti. No, il calcio 7 devo dire che va veramente tanto, in tutto abbiamo sfondato i 500 atleti iscritti per questo evento e come diceva Andrea che differisce per una questione di intensità e magari anche di format, nel senso che per l'evento Social Edition, faccio un esempio, tra fotografi e videomaker abbiamo uno staff media che va dalle 7 alle 9 persone che si alterneranno, quindi un evento molto social, non solo per la quantità di azioni sportive e highlights da documentare dei tornei, ma proprio, come citava giustamente Andrea, per l'attività per il pubblico, quindi ci sarà questo talk show che andrà in diretta streaming, su cui punteremo a fare veramente tanto rumore, perché è una cosa che non abbiamo mai visto, quindi la possibilità di avere in diretta, davanti a migliaia di persone che saranno presenti, 1 ora e mezza di fatto di Riccardo Trevisani, uno dei, come diceva Andrea, commentatori calcistici più esperti e più famosi in Italia, che insieme a Eva appunto come dire, interagisce anche direttamente col pubblico. Ci sarà infatti la possibilità per i nostri spettatori di fare delle domande direttamente a Riccardo. Sì, quindi molto social come evento, appunto Social Edition. Main Edition lo chiamiamo main perché comunque sono quelle 3 settimane molto corpose, avremo il triplo degli atleti, 1500, tantissimi tornei, più diciamo sport la main, più social la social. Ok, beh, un'organizzazione imponente per poter gestire tutte queste attività, fra ospiti, ovviamente gli atleti, che come ha detto Axel sono tanti, e poi tutta la parte web, quindi insomma un bel lavoro. Sì, assolutamente sì, infatti cerchiamo di in questo momento espanderci anche a livello di staff, perché le cose da preparare e da fare sono veramente tantissime, per quanto riguarda la parte social, quindi pubblicità sui nostri canali Instagram, Facebook per esempio, per tenere aggiornati tutti i nostri follower e i nostri seguaci, quella che è la parte dei tornei sportivi, che sembra poco ma non lo è sicuramente, ma Axel lo sa molto meglio di me, che c'è da fare tutti i calendari di tutti i tornei, gli incastri, lui è molto bravo in questo per fortuna, perché è un ruolo molto difficile. Faccio una domanda che è un po' scaramantica, in caso di maltempo? No, non piove. Non piove, ok. Andiamo avanti. Mondialito Main Edition, detto, si spalma su più giorni, sono 3 settimane, sia questa che la social, lo vedete anche adesso dal sito web, poi parleremo anche di Mondialito Torino, a Borgo San Sergio, al campo di Via Petracco Trieste Calcio. Assolutamente, devo dire indubbiamente per quello che noi vogliamo fare l'impianto sportivo migliore di Trieste, ma devo dire adesso sto facendo delle ricerche anche un po' in Italia, proprio per l'espansione che stiamo puntando a fare, e si tratta di una perla assoluta con 2 campi a 11, di cui uno appena rifatto con un manto erboso splendido, un campo a 7, un campo che è veramente unico della gabbia, no? Quindi questo 3 contro 3 che poi noi facciamo diventare 2 contro 2, il campo da basket che è praticamente a pochi passi in salita da lì, e tutta la parte appunto adibita per il pubblico tra i vari spalti, 3 in totale molto spaziosi appunto, e tutta la parte dedicata appunto al food and beverage, di cui si occupa anche Andrea, con cui stiamo facendo delle collaborazioni. E quindi sì, tutto a Borgo San Sergio, piccola parentesi / asterisco, perché dobbiamo ringraziare
nostro partner Triestina Padel, per ospitare i nostri tornei di giugno e luglio. Tra l'altro il padel sarà incluso anche nelle nostre Olimpiadi, quindi diciamo 2 tornei e mezzo proprio nella loro sede. Infatti l'unica cosa che manca a Borgo praticamente è il padel, e allora lo facciamo del nostro partner Triestina Padel. Quindi a 3 minuti di macchina da lì. E a parte il padel come... È un altro torneo mondialito, semplicemente non è a Borgo San Sergio. Ok, quindi è l'unica sede distaccata. Esatto, Diciamo così. Sì. Torino invece è un progetto nuovo. Sì, Torino è un progetto nuovo a livello di esposizione, nel senso che l'abbiamo annunciato da poco, poi dietro le quinte c'è Diego, il nostro collaboratore, che ci lavora da mesi. È il primo passo verso un'espansione nazionale che stiamo puntando a fare, su cui ci ragioniamo da in realtà anni, e chiaramente non è semplice perché c'è da trovare, come diceva Andrea giustamente, una forza lavoro non indifferente. Quest'anno a Trieste, apro la parentesi perché è doveroso ringraziamento a tutti i ragazzi che ci danno una mano, abbiamo sforato le 100 unità come staff, tra chi si occupa dei tornei sportivi, tra chi si occupa del food and beverage, tra chi si occupa dell'esperienza del cliente, tra chi si occupa della gestione tecnica, delle pulizie. Quindi insomma siamo ormai più di 100 e come dire, replicare un team del genere in altre città d'Italia non è semplicissimo. Però come dire, step by step ce la stiamo facendo e Torino è il primo passo, 4, 5, 6 settembre, per questa espansione. Ecco, ma proprio perché avete più appuntamenti durante l'anno e sono anche diversi, non tanto per l'organizzazione quanto per la natura dell'attività che svolgete, si riesce a star dietro a tutto, diciamo anche cercando di apportare quell'elemento di novità che faccia in modo che sia il pubblico che gli atleti che vogliono iscriversi abbiano quello stimolo ogni anno? Lo chiedo a te, Andrea. Beh, i numeri in realtà parlano, ecco, quindi infatti, diciamo che siamo sulla strada giusta. Per il momento ci stiamo riuscendo, per rispondere alla tua domanda, riusciamo a ogni evento ad aggiungere quella disciplina in più, quella novità in più, che quell'ospite riesce, in più, insomma, esattamente, sì. come in questo caso, riesce un po' a fidelizzare quello che è l'atleta mondialito. Chiaro, perché ci sono tanti tornei, no? Anche a Trieste, che possono in qualche modo spalmare l'utenza, c'è la Crese, per quanto riguarda sempre calcio, volley e altre attività, quindi non dico che c'è tanta concorrenza, perché ognuno magari offre qualcosa che non ha l'altro, però sicuramente c'è da attirare l'attenzione della persona. Sì, questo non è semplice, nel senso che come sempre dall'esterno sembra sì dai, si può fare, poi da dietro le quinte in realtà è veramente complesso, però quando hai una forza lavoro come la nostra, di cui sono veramente grato, tutto è veramente possibile. Siamo molto ambiziosi, stiamo crescendo, inutile negarlo, veramente velocemente, però i problemi sono dietro l'angolo, siamo molto, insomma, con la testa sul lavoro, molto umili, concentrati per cercare di, come dire, risolvere tutte le varie cose che ti si presentano, perché sono veramente tante ogni giorno. Il punto principale dei tornei è il calcio a 7, rimane il calcio a 7? Diciamo che gli atleti lì sono impazziti, mi viene da usare questo termine, nel senso che tra giugno e luglio contiamo, appunto adesso ne abbiamo 24-28 di squadre, quindi indicativamente 250 per luglio, così inizio a dare qualche anteprima sui tornei. Abbiamo 6 tornei di calcio a 7, l'over 18 inclusi tesserati, l'over 18 senza tesserati, l'over 40, l'under 12, l'under 14, l'over 15, sono 6 tornei su cui avremo mediamente diciamo 15 squadre, e fai dei conti, sono 1000 atleti solo del calcio a 7, quindi sì, il calcio a 7 è inevitabilmente il pioniere, però ci concentriamo tantissimo sugli altri sport anche. Interessante la differenziazione di età, sì. Che non è banale, lo dico seriamente in questo caso, perché tante volte capita che gli amici si organizzano per voler fare una squadra perché sono affiatati, giocano da tanto tempo, e però magari sono avanti con l'età, si vogliono divertire e poi si trovano gente più forte che ci sta, molto più giovane, e dici ok, mi aspettavo magari di poter avere un ritmo diverso. Esatto, sì, diciamo che l'idea di espanderci al pubblico under è nata praticamente in una chiacchierata con mio fratello, in cui ci siamo detti cavolo, ma quanto sarebbe stato bello per noi a 15-16 anni, completamente così ossessionati dal calcio, avere un torneo amatoriale estivo, e quindi abbiamo deciso di lanciarlo proprio per dare l'opportunità e la possibilità ai ragazzini che hanno una passione che è fuori dal comune, di sfogare questo testosterone che hanno in corpo. Io parlavo più da over, dal mio punto di vista, ma l'under è ovviamente il principale. Ho ancora una curiosità da domandare, poi non so chi me la può esaudire. Io leggo che puoi iscrivere una squadra. Se c'è un giocatore singolo che non ha una squadra e vuole cercarla,
può farlo? Non so chi mi vuole rispondere. Sì, lo accogliamo a braccia aperte, nel senso che le squadre di calcio a 7 per esempio possono arrivare fino a 14 giocatori, quindi spesso magari quelli che cercano l'ultimo cambio, il portiere, capita spesso, sì, quindi sì, assolutamente sì, cerchiamo di venire incontro a tutti, anche in realtà per gli altri tornei formiamo spesso delle squadre miste tra svincolati, sì, che poi magari nascono delle amicizie e delle belle cose. È cresciuto anche il femminile, no? Dicevate prima, cioè come appeal del creare la squadra e fare i tornei, Andrea. Sì, lo scorso luglio appunto abbiamo deciso di inserire anche il torneo calcio a 7 per il femminile. Certo, sì, sì. Perché appunto a noi sta a cuore questo fatto dell'inclusione, del condividere, quindi di dare quel qualcosa in più e qualcosa di nuovo. Perciò abbiamo deciso di includerlo anche al mondialito. Allora, dobbiamo chiudere, se c'è qualche ultimo riferimento che ci siamo dimenticati, Axel? Beh, ultimissime ore per le iscrizioni, per gli atleti, quindi potete consultare il nostro sito, pagina Instagram o Facebook Mondialito Trieste. Per gli atleti, per gli spettatori, ingresso completamente gratuito ovviamente, quindi c'è la possibilità di conoscere Trevisani, Eva, Sergio Cruz, di partecipare a queste varie attività interagendo in modo, ripeto, completamente gratuito. Grazie ad Axel e Andrea Barzelatto per averci presentato l'edizione di quest'anno estiva del Mondialito su 2 date diverse, quella del 6 e 7 giugno imminente e poi quella dal 6 al 26 di luglio che arriverà fra un mese abbondante, un po' più spalmata nelle settimane di luglio e quindi con un format, come dire, un poco più duraturo. Grazie a entrambi, buon lavoro. Grazie a voi, grazie mille. Ci fermiamo qui, fra poco il telegiornale. Ben ritrovati con il nostro telegiornale, l'edizione delle 13:20. È stato respinto il ricorso dei residenti a rischio esproprio contro gli oltre 48 milioni di stanziamenti statali per la cabinovia di Trieste, decisi dal Ministro alle Infrastrutture e Trasporti Matteo Salvini per sopperire alla perdita dei finanziamenti del PNRR. Vediamo. È stato giudicato inammissibile dal TAR del Lazio il ricorso presentato dai residenti a rischio esproprio, titolari di case o terreni sul previsto percorso della futura cabinovia, sostenuti dal Comitato Nuovo Via, contro il decreto emanato dal Ministro delle Infrastrutture e Trasporti Matteo Salvini, con cui si convertivano i 48 milioni 800 mila euro non più utilizzabili dagli stanziamenti del PNRR in risorse dello Stato. L'impianto triestino beneficiò di fondi in precedenza allocati in favore del Tram-Sir di Padova. All'epoca dei fatti lo stesso ministro e leader leghista accompagnò la decisione con la celebre battuta ai nostri microfoni. Una domanda locale, cabinovia di Trieste, i fondi sono confermati? Conto di essere il primo a utilizzare la cabinovia di Trieste. Il ricorso era basato sul fatto che nel decreto del Ministero non vi fosse alcuna spiegazione coerente circa lo spostamento dei fondi sull'impianto a Fune Nostrano, peraltro non ricompreso nel bando che aveva assegnato i fondi al mezzo di trasporto per Padova. Stando alla sentenza del TAR del Lazio, depositata proprio stamani, 1 giugno, il Ministero avrebbe agito in modo legittimo nel pieno delle sue facoltà. Dunque i fondi sono confermati. Resta però il nodo delle rate fra il 2027 e il 34 e il conseguente accantonamento nelle casse comunali dei famosi 30 milioni. Pendente anche l'approvazione della variante 12 al piano regolatore, sospesa per la bocciatura di Vass e Vinca davanti al TAR, nonché gli appelli davanti al Consiglio di Stato che al momento renderebbero irrealizzabile il tratto in salita. Il sindaco di Piazza ha commentato così. Secondo la mia opinione è una grandissima opportunità, ma me lo dicono tutti quelli che naturalmente non sono contrari. E allora sto dicendo, è una cosa giusta, è una grande opportunità. Pensate, ieri eravamo in fila a Barcola, una fila enorme per rientrare in città. Pensate adesso che apriremo il parco, il villaggio sportivo per i ragazzi, il centro congressi, tutti i musei messi al 26. Guardate, state attenti, la cabinovia potrebbe essere una grande possibilità, secondo la mia opinione. Dopo abbiamo vinto, bene, adesso affronterò con i miei uffici in settimana il tutto e poi ti saprò dire quello che se vado avanti o mi fermo.
E poi il commento della sentenza, la sentenza del TAR del Lazio sui fondi per la cabinovia di William Starz, leader del comitato No Ovovia. Cosa dice il TAR in sostanza? In sostanza dice che il provvedimento del Ministero è un provvedimento programmatorio che non ha conseguenze immediate sui residenti, perché mette a disposizione del comune dei finanziamenti e in quel momento i residenti non hanno un danno effettivo, quindi non hanno un titolo per ricorrere. Il ricorso sarà possibile, lo dicono, una volta quando, ma non sul decreto, ma quando sarà approvata la variante, quando sarà approvato il progetto definitivo, cose che in questo momento non ci sono. Quindi da questo punto di vista ne prendiamo atto. Il TAR ha glissato completamente la parte relativa, dicevo, non ha voluto discutere sulle sentenze del TAR, o meglio prendere atto che il progetto evidentemente non aveva il crismi, per cui la lotta continua, diremo, adesso dirimente sarà il Consiglio di Stato quando si pronuncerà e aspettiamo fiduciosi. L'unica cosa certa è che questa amministrazione non batterà un chiodo sulla cabinovia, perché ormai siamo in zona Cesarini, non esiste la variante, non esiste la conformità urbanistica, non esiste il progetto definitivo e soprattutto non si sa più quanto costa quest'opera e i soldi a bilancio non coprono la spesa. Rimaniamo in argomento e sentiamo anche il commento dell'assessore comunale al bilancio Everest Bertoli. Beh, la sentenza del TAR Lazio non rappresenta nulla di nuovo in questa vicenda, insomma, sentenza che va nella scia di quello che ci aspettavamo, ha confermato la bontà degli atti sia del governo e del ministro Salvini sia del comune di Trieste. La cabinovia, come abbiamo sempre detto, non è un problema economico-finanziario. Dispiace sempre che in questa città ci sono dei piccolissimi gruppi di persone, sia sulla vicenda della cabinovia, ma anche su tante altre vicende che possono andare dal Marcello al Porto Vecchio, Porto Vivo, laddove si creano questi comitati che raccolgono le firme con l'unico fine di bloccare lo sviluppo economico e soprattutto lo sviluppo e il futuro di questa città. Passiamo ora ad altro. La polizia ha arrestato un cittadino egiziano che ha ripetutamente palpeggiato delle minorenni a Barcola, diversi i bagnanti che hanno assistito alle molestie sessuali. Allora, non abbiamo avuto modo di sentire il servizio perché le immagini stavano in qualche modo già stessero già scorrendo, quindi lo cercheremo di recuperare nel corso del telegiornale. Proseguono le indagini dei carabinieri, intanto per far luce sulle cause che hanno provocato l'incidente mortale di venerdì scorso sul vallone, costato la vita a due ragazzi di 24 e 25 anni. Tante le ipotesi, ma ancora nessuna certezza. Ti vogliamo bene, Lori. E poi ancora, ciao amico mio, non ti dimenticheremo mai. Sono i messaggi lasciati dagli amici di Lorenzo Valentini e Jan Bensa sul luogo della tragedia assieme ai mazzi di fiori. Proseguono le indagini dei carabinieri sul terribile incidente avvenuto sulla strada del Vallone nella tarda serata di venerdì scorso, nel quale hanno perso la vita i due motociclisti di 25 e 24 anni. Uno scontro frontale violentissimo che non ha lasciato scampo a entrambi. I medici del 118 arrivati sul posto assieme ai militari dell'Arma non avevano potuto fare altro che constatare il decesso. Troppo gravi le ferite riportate dai due giovani, dal cinghiale sbucato all'improvviso dalla boscaglia a una distrazione fino al tentativo di sorpasso di un'automobile sono solo alcune delle ipotesi al vaglio, perché il luogo del sinistro, all'altezza dell'ex albergo da Tommaso, non è coperto da telecamere e fino ad ora non è stato possibile constatare se dei testimoni abbiano assistito all'incidente. In questo caso però chi si fosse imbattuto nella scena del sinistro si sarebbe dovuto fermare per prestare soccorso. L'unica certezza rimane quella dello schianto frontale, visti gli ingenti danni riportati dalle moto e la posizione in cui sono state trovate. I due centauri dunque procedevano in direzioni opposte. Jan Bensa viaggiava a bordo di un KTM, mentre Lorenzo Valentini era in sella alla sua Harley Davidson. I mezzi sono stati posti sotto sequestro, mentre i corpi dei due giovani sono a disposizione dell'autorità giudiziaria, in corso di valutazione la possibilità di disporre l'autopsia.
Ci colleghiamo ora con la sala operativa della Polizia Locale, in linea con noi l'assistente Scelto Cernecca, buongiorno. Buongiorno a lei e buongiorno a tutti i telespettatori. Prego. Allora inizierei con la situazione attuale che vede comunque il traffico scorrevole su tutte le arterie del comune. Non abbiamo segnalazioni attualmente di incidenti o intralci particolari. La mattinata è trascorsa anche abbastanza tranquilla per le nostre pattuglie, abbiamo effettuato un solo rilievo di sinistro, solo danni in piazzale Valmaura e poi altri interventi inerenti più che altro a rimozioni o soste irregolari. E attualmente, come dicevo, non abbiamo nulla, abbiamo una segnalazione per 2 interventi d'urgenza per il ripristino di pozzetti chiusini sulla via Tarabocchia, uno all'intersezione con la via Maiolica e uno all'intersezione con la via delle Erbette, per cui attenzione a chi transita in zona perché potrebbero esserci chiaramente anche dei restringimenti della carreggiata. Ricordo l'apertura della Galleria Carso fino all'8 di giugno, poi sarà nuovamente chiusa fino al 18 giugno. E altra cosa, ricordo specialmente per domani che è la festa della Repubblica, in Piazza Unità ci saranno chiaramente una cerimonia sia l'alzabandiera che la Maina Bandiera solenne, l'alzabandiera a partire dalle ore 9 per concludersi circa verso le 10 di mattina, mentre la Maina Bandiera dalle ore 16:30 e si concluderà attorno alle 18. Chiaramente ci saranno anche interruzioni del traffico al momento della Maina e dell'alzabandiera, quindi nel tratto tra Tommaseo e Mercato Vecchio per il tempo strettamente necessario sarà interdetta la circolazione dalle nostre pattuglie che saranno sul posto. Sempre per quanto concerne la festa di domani, ricordo che saranno in atto dei divieti di sosta e fermata in via dell'Orologio e in via Mercato Vecchio. Altra cosa, anticipo giusto così per conoscenza che da mercoledì 3 giugno partiranno dei lavori di fresatura e asfaltatura poi nelle zone di via Zandonai e strada vecchia dell'Istria. Altre cose non avrei da ricordare né per oggi né per domani, per cui vi ripasserei la linea augurando una buona giornata. Grazie altrettanto a lei colleghi, buon lavoro e buona giornata. Grazie. Torniamo dunque sulle notizie di cronaca, adesso andiamo a riproporvi il servizio che poco fa non siamo riusciti a sentire, riguarda un arresto di un cittadino egiziano che ha ripetutamente palpeggiato delle minorenni a Barcola. Sentiamo. Molestie sessuali su delle minorenni a Barcola. In manetto un egiziano di 30 anni ha ripetutamente palpeggiato alcune adolescenti a pochi passi dagli altri bagnanti. L'episodio si è verificato ieri pomeriggio attorno alle 16 all'altezza della fontana. 2 ragazzine stavano nuotando quando l'uomo le ha raggiunte per poi toccarle con insistenza. Le 2 amiche si sono allontanate, ma il cittadino straniero non desisteva. Diversi i bagnanti che hanno assistito alla scena. Dunque è scattata la chiamata alla polizia. Dopo pochi minuti sul posto sono arrivate 2 volanti. Nel frattempo le adolescenti e il trentenne erano usciti dall'acqua. Gli agenti hanno individuato una delle giovani palpeggiate e raccolto la sua testimonianza, oltre a quella degli altri frequentatori della riviera che avevano notato il comportamento del cittadino egiziano. Non è stato difficile trovare il sospettato che si era seduto vicino a una delle scalette per la discesa a mare. L'uomo non ha opposto resistenza e i poliziotti lo hanno arrestato e accompagnato negli uffici della questura. Ora è a disposizione dell'autorità giudiziaria. Nelle ore successive la giovane vittima delle molestie si è recata in via del Teatro Romano assieme al padre per formalizzare la denuncia. L'intenso temporale notturno ha svelato un nuovo cranio umano nella necropoli di San Giusto, in cui sono in corso i lavori della ditta Archeodest coordinati dalla Sovrintendenza ai Beni Culturali. Vediamo.
Un altro teschio umano, un quinto scheletro svelato dall'intenso temporale notturno che ha dilavato i resti? Pare proprio di sì. Il sito è quello del Colle di San Giusto, proprio accanto alla cattedrale, dove dal 2024 è iniziata una campagna di scavi della ditta Archeotest, un'opera preventiva finanziata dal Comune di Trieste in vista della ripavimentazione della piazza. Si tratta di resti risalenti all'epoca tardo-antica o del tardo medioevo. Dopo 2 anni intensi di lavori, l'area di interesse è stata ampliata sensibilmente ed ecco che una nuova porzione di cranio con nei pressi quelle che sembrano essere altre ossa umane sono apparse proprio questa mattina e segnalate da un nostro telespettatore. In attesa di saperne di più, vi riproponiamo le considerazioni di Roberto Michelli, funzionario competente della sovrintendenza che coordina i lavori. L'esistenza di necropoli tardo-antiche e alto-medievali in questa zona non era sinora documentata. Effettivamente anche in altri scavi che abbiamo fatto attorno zone cimiteriali non le abbiamo sinora individuate, quindi è un dato nuovo e interessante. Quindi anche una scoperta importante. Sì. E ora dobbiamo andare avanti con l'indagine e finire lo scavo degli inumati sostanzialmente, che verranno trattati da un'antropologa che collabora con noi, e questo per ottenere il maggior numero possibile di informazioni. Appuntamento questa sera con l'ultima puntata del Caffè dello Sport, basket e calcio. Nello Laezza fra gli ospiti, ex capitano della Pallacanestro Trieste, ma anche Roberto De Grassi, giornalista del Piccolo, Roberto De Grassi, giornalista, e Guido Roberti, giornalista del Piccolo. In collegamento Gianluca Mauro, intervista speciale all'ex general manager e presidente della Pallacanestro Trieste, Mario Ghiacci, ma poi anche l'atletica. Si è appena concluso il Triveneto Meeting a Campo Cologna, e quindi ci sarà Alessandro Coppola, presidente della Polisportiva Triveneto Trieste, e in più Maurizio Mirarchi, allenatore della Pallanuoto Trieste. L'intervista proprio per quanto riguarda i ragazzi della Serie A1. La nuova Triestina, parlando di sport, prende forma. Mercoledì ci sarà la prima uscita pubblica per la presentazione del neo direttore generale Giuseppe Daniello, che torna a Trieste dopo l'esperienza passata proprio in biancorosso. Non è tutto, perché si parlerà probabilmente mercoledì anche del futuro della società e le altre figure chiavi che mancano, in primis il direttore sportivo. Con il ritorno di Giuseppe Daniello alla Triestina, mercoledì la presentazione ufficiale, la dirigenza dell'Unione compie un importante passo verso la rigenerazione di una società e di un ambiente decisamente feriti dagli ultimi 2 anni di gestione a stelle e strisce. La conferenza stampa in programma nei prossimi giorni rappresenterà infatti il primo momento pubblico nel quale la nuova governance, questo l'auspicio, illustrerà strategie, obiettivi e prospettive per il futuro del club alabardato. Accanto a Daniello sarà presente anche Marco Margiotta, amministratore delegato di House of Doge e socio di maggioranza relativa con il 41% all'interno della LBK Triestina Holding, la società che controlla l'Unione. Se sul fronte economico prosegue il lavoro di sistemazione delle numerose pendenze ereditate dalla gestione precedente, con una serie di pagamenti che stanno consentendo di affrontare progressivamente le criticità emerse negli ultimi mesi, sul piano organizzativo la macchina societaria non ha ancora fatto capire in che direzione vuole orientarsi. All'interno della proprietà continua infatti il confronto fra le diverse componenti del board, chiamate a individuare una linea condivisa sulle principali decisioni strategiche. Proprio questa ricerca di equilibrio sta incidendo anche sui tempi della scelta del nuovo direttore sportivo, figura ritenuta fondamentale per avviare concretamente la programmazione tecnica. Restano diversi i profili presi in considerazione dalla dirigenza. Tra i nomi maggiormente accostati alla Triestina figurano Claudio Ferrarese, forte di una significativa esperienza tra Serie D ed eccellenza, Maurizio Costantini, storico volto del calcio alabardato, presidente degli allenatori triestini, oggi impegnato con Trieste Calcio e Roianese, e Daniele Dellicarri, reduce dalla positiva esperienza conclusa con la salvezza biancorossa ai play-out nell'estate del 2025. Dalla scelta del direttore sportivo dipenderà inevitabilmente anche quella dell'allenatore. In queste settimane non sono mancati rumors e suggestioni, alimentati dal fatto che ciascun candidato alla direzione sportiva avrebbe iniziato a sondare possibili profili per la panchina. Ed ecco che i vari Riccardo Allegretti, Massimo Andreucci, entrambi legati alla storia recente dell'Unione, oltre ad Augusto Gentilini e Simone Bernecchi, sono quelli maggiormente chiacchierati
associati. Per il momento, tuttavia, la priorità resta l'individuazione del direttore sportivo. Soltanto dopo questa scelta la Triestina potrà accelerare sulla definizione dell'area tecnica e sulla costruzione dell'organico, chiamato ad affrontare il prossimo campionato fra i dilettanti. Infine, la conferenza stampa di mercoledì dovrà fornire indicazioni sulle intenzioni della proprietà e sulla struttura del nuovo corso. Giocare in Serie D con l'obiettivo di un'immediata promozione, tradotta quindi dalla costruzione di una rosa competitiva, manderebbe un segnale del tutto diverso dalla mera partecipazione in D, con quella di fare il meglio possibile ogni domenica. Ci fermiamo ora per la pubblicità, torneremo però tra poco con ancora altri servizi. Ben ritrovati con il telegiornale, 73esimo raduno nazionale dei bersaglieri a Lignano, la città balneare dove i fanti piumati accompagnarono e aiutarono gli sfollati del terremoto del Friuli del 76. Vediamo. Un saluto ai fanti piumati, quello rivolto dall'Italia intera a Lignano, la località balneare del Friuli Venezia Giulia, scelta per le manifestazioni del 73esimo raduno dell'Associazione Nazionale Bersaglieri. Un corpo che celebra un'identità legata alla storia d'Italia con immutato slancio e profondo attaccamento ai valori della Repubblica Italiana. Lo ha scritto il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in occasione della giornata. Dalle storiche gesta del Risorgimento agli odierni teatri operativi, sottolinea il Capo dello Stato, i bersaglieri confermano un'altissima professionalità, offrendo nelle missioni internazionali e nel supporto alla sicurezza nazionale un contributo prezioso che li conferma elemento cardine dello strumento militare. Nell'anno in cui ricorre il 50° anniversario del sisma del Friuli, ha detto ancora il Presidente della Repubblica, rinnovo il plauso per la meritoria opera del sodalizio nel raccordare le generazioni e nel salvaguardare un prezioso patrimonio di valori. Alla cerimonia era presente anche l'assessora regionale ai trasporti Cristina Amirante e il Presidente del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia Mauro Bordin. Nel 50° anno dal terremoto, quest'anno proprio a Lignano. Perché a Lignano? I bersaglieri sono stati la parte dell'esercito che ha portato qui le persone, gli sfollati, chi non aveva più un tetto sopra la testa, nelle tante case, seconde case messe a disposizione da parte dei proprietari friulani. Credo che il terremoto del Friuli possa in questo momento accomunare questa giornata tra Lignano e i bersaglieri, perché Lignano ha accolto gli sfollati, i bersaglieri erano materialmente a lavorare per dare una mano a persone che avevano perso tutto e aiutare coloro che in qualche modo stavano vivendo una situazione tragica, per cui oggi è un momento di grandissimo ricordo e naturalmente di orgoglio. La Regione Friuli Venezia Giulia, per tramite dell'ARPA Osmer regionale, è prossima a diramare un'allerta meteo gialla per piogge temporali forti dalle 18 di domani a mercoledì, piogge che potranno essere intense, che potranno verificare nel giro di 3 ore anche la caduta di 60 mm d'acqua al suolo, quindi prestare attenzione nelle prossime ore per possibili temporali forti sparsi su tutta la regione. Dimostrazione operativa dei cani da salvamento e arrivo della traversata delle 3 nazioni. Le ultime chicche dell'edizione 2026 di Mare Nord-Est sulla Scala Reale davanti a Piazza Unità. Ultima giornata di eventi per l'Arsegna Mare Nord-Est con le prove di salvamento in mare da parte di questi splendidi cani e poi con l'arrivo della traversata delle 3 nazioni, la gara internazionale di nuoto in acque libere organizzata appunto per l'evento, competizione con una distanza di 27 km con gli atleti che sono partiti al mattino alle ore 7 dal porticciolo di Salvore per arrivare qui a Trieste nel pomeriggio. Ma andiamo innanzitutto a scoprire questi splendidi cani e i loro padroni. Con Emanuele Esposito della scuola Cani Salvataggio Trieste per parlare del lavoro che si andrà a fare in acqua con questi splendidi amici dell'uomo.
Adesso andremo a fare delle prove di salvataggio, quindi un'esibizione in cui metteremo in fila tutta una serie di tecniche. Dall'inizio c'è anche un cucciolo oggi di 7 mesi, quindi facciamo vedere l'approccio al mare di un cucciolo, gli stili di nuoto, gli stili di salvamento, i presidi che noi usiamo, i Baywatch, i classici salvagenti, quelli della serie TV famosa, la tavola da SUP per recuperare una persona fintamente incosciente e poi il divertimento dei tuffi dei nostri cani, chi si tufferà dall'alto, chi sceglierà di scendere le scale e adagiarsi normalmente in acqua. Quindi l'evento di punta della domenica, la terza traversata delle 3 nazioni, gara di nuoto in acque libere, individuale e staffetta, che ha visto impegnati atlete e atleti provenienti da Italia, Slovenia e Croazia. Una sfida di 27 km con partenza dal porticciolo di Punta Salvore nell'Istria croata e arrivo a Trieste sulla Scala Reale davanti a Piazza Unità. Partenza da Punta Salvore alle 7 di mattina, 27 km, come ci si sente alla fine? Un po' stanchini, come direbbe qualcuno, no, entusiasti, perché è una bella manifestazione. Mare Nord-Est lo organizza benissimo, dà un supporto che è meraviglioso. In fondo noi ci dobbiamo soltanto mettere le braccia, quindi si fa volentieri, è bello, è bello. Poi arrivare a Trieste, in Piazza Unità d'Italia, con i triestini che ti battono le mani, i cani che abbaiano, è fantastico, è meraviglioso. Da dove viene lei? Da Vercelli, apposta, il secondo anno e il prossimo sarà il terzo. Beh, ci si sente molto bene, è stata una giornata di mare, una giornata splendida, di nuoto con un'ottima compagnia con gli amici e di meglio non si poteva chiedere per questa domenica. Una competizione che ha messo in risalto la bellezza del golfo e la capacità dei nuotatori di dare il loro meglio nonostante il moto ondoso, uno spettacolo nello spettacolo che ha accentuato anche la componente sportiva di questa edizione da ricordare di Mare Nord-Est. Prometteva spettacolo e spettacolo è stato la 19ª edizione del Triveneto Meeting Memorial Jack Benvenuti e Giorgia Liberale ha regalato risultati entusiasmanti. Si è svolta ieri al campo Draghicco di Campo Colonia. Il via valido con Ferdinand Maiano nella corsia centrale con Rampazzo che prova a inseguirlo e Ceferis, il campione europeo nel 23 Omagna davanti Omagna 10-11. Prometteva spettacolo e spettacolo è stato. La 19ª edizione del Triveneto Meeting Memorial Jack Benvenuti e Giorgia Liberale ha regalato risultati entusiasmanti. A vincere la prova regina ai 100 metri inserito nella serie Challenger del Continental Tour di World Athletics è stato il grande protagonista della vigilia, Ferdinand Omanyala. Per il keniano successo in 10 secondi e 11 centesimi. Il vincitore dell'ultima gara di Diamond League in Cina ha regolato la concorrenza alle sue spalle, Filippo Randazzo delle Fiamme Gialle, terzo il francese Jeff Arius. Yeah, it was a good run. I win. È stata una buona corsa, sono contento di aver vinto qui. E quanto ai tuoi futuri obiettivi? Sono dentro la stagione, ora abbiamo il Golden Gala la prossima settimana e poi altre 3 tappe importanti di Diamond League. And then 3 more Diamond Leagues in future. Paradossalmente però il meglio è arrivato dalle batterie delle prove veloci in cui il sudafricano Bayanda Boalaza, argento olimpico di Parigi 2024 nella 4% con la nazionale sudafricana, ha corso i 100 metri in 10 secondi e 3 centesimi, centrando il record del meeting ma dovendo poi rinunciare alla finalissima. C'è peccato per Bayanda Bayala che aveva la febbre perché in batteria aveva corso in 10.03 facendo il record della manifestazione, una grande prestazione, poi purtroppo si è dovuto ritirare perché aveva 37,5 di febbre. Nei 100 ostacoli Nicla Mosetti ha iniziato la sua stagione con il piede giusto, il 13 secondi e 7 centesimi della batteria rappresenta il suo secondo miglior tempo di sempre. In finale la triestina ha avuto la meglio con 13 secondi e 16 centesimi sulla norvegese Lovise Andersen e su Veronica Besana, sesta la triestina dei carabinieri Elisa Di Lazzaro che però ha colpito il terzo ostacolo ed ha perciò perso ritmo. Sì, sono contentissima perché come dicevo prima c'è la mia famiglia, ci sono i miei amici, sono a casa e anche come avevo detto già in conferenza stampa poter iniziare in una gara di elevato livello perché comunque il contenuto tecnico era altissimo, con alcune fra le più grandi competitor in Italia, altre da fuori, per cui però farlo a casa il cuore era più leggero, la voglia di fare bene era tanta.
però c'era quella tranquillità in più del sapere di essere a casa, quindi sono contentissima. Sportiva Triveneto Trieste, Nicla Bosetti, profeta in patria. Negli 800 metri ha vinto l'australiano campione d'Oceania Peyton Craig, che con 1 minuto 45 secondi e 8 centesimi ha battuto in volata il marocchino Saledin Boussed. Nel salto in alto successo per Marta Moraro dell'Aeronautica Militare, per lei la misura di 1,85 m, grazie alla quale ha battuto la campionessa nazionale slovena Lia Apostolowski. Grande successo di partecipazione pubblico a Campo Cologna, aspettando di tornare allo Stadio Grezar per il definitivo salto di qualità. Sì, con il Grezar sicuramente noi avremo un salto di qualità, 8 corsie, una pista di livello superiore, anche se questo è un bellissimo impianto dove noi ci alleniamo, però è il dubbio che il Grezar, che adesso verrà ristrutturato, darà un quid in più anche per avvicinare atleti in maniera ancora più significativa e ancora più interessante. È tutto per questo nostro telegiornale, grazie per averci seguiti, una buona giornata.